viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare. Si trova a Longi, delizioso paesino in provincia di Messina, nel cuore del Parco dei Nebrodi, raggiungibile dall'autostrada Palermo-Messina, uscita Capileone, e l'Adventure Park, un'area attrezzata con percorsi acrobatici in altezza, con una serie di piattaforme installate tra gli alberi, ponti tibetani, corde, percorsi tattici con passaggi avventurosi che si differenziano tra loro per i vari livelli di difficoltà, ma di grande sicurezza grazie alle imbracature usate. Chi viene al Parco Avventura innanzitutto ci sono percorsi sia per i bambini che per adulti. Allora abbiamo 2 percorsi baby che già possono accedere i bambini di 2 anni, poi abbiamo 3 percorsi che iniziano dai 5 anni fino ai 9 anni e alla fine abbiamo 5 percorsi per adulti dai 10 anni quindi ai 70 anni anche in su possono accedere a questi 5 percorsi per adulti. Salgono, come ogni percorso ha un grado di difficoltà maggiore rispetto all'altro, iniziamo dal verde, poi c'è il blu, il rosso, poi c'è il nero che è sicuramente quello più impegnativo e poi c'è il viola che diciamo è un percorso più rilassante, però ovviamente questo tutto in altezza da 8 metri fino a 18 metri d'altezza del nero che sicuramente è il percorso più impegnativo. Chi vuole venire può venire al Parco Avventura per passare sicuramente una giornata diversa, all'insegna del divertimento, anche fare una cosa particolare perché non è da tutti i giorni comunque trovarsi a fare dei percorsi diciamo a questa altezza. Un motivo in più è un'occasione piacevole, divertente ed emozionante per scoprire la bellezza della natura e dei meravigliosi paesaggi del Parco dei Nebrodi, come ci dice il sindaco di Longi, Sandro Lazzara. Abbiamo pensato a questa attrattiva perché il nostro paese si caratterizza per un turismo soprattutto ambientale e naturalistico, quindi abbiamo pensato di arricchire la nostra offerta oltre che con i sentieri anche con questa Parco Avventura che attira molti giovani e che ci sta dando veramente molta soddisfazione perché le presenze turistiche del nostro paese si sono incrementate notevolmente. Oltre a questo offriamo trekking, canyon, abbiamo la stretta di Longi, puntiamo molto sull'ambiente e ci stiamo caratterizzando soprattutto appunto per fornire servizi di fruizione legate alle risorse ambientali che è la nostra principale risorsa. Avete anche riqualificato un borgo, abbiamo visto che avete realizzato con dei fondi europei un abbellimento diciamo, del borgo affinché la gente possa venire e goderne meglio. Sì, sia per i turisti ma anche per stimolare gli abitanti del nostro paese a rimanere proprio in ambito rurale, nelle campagne, detto da noi volgarmente. Perché la presenza dell'uomo in montagna per noi significa salvaguardia del territorio dal dissesto, tutela dagli incendi, quindi ha soprattutto una funzione di tutela del nostro territorio e di valorizzazione, per cui riqualificando un borgo diamo la possibilità a tutti i cittadini di poter vivere in ambienti adeguati, confortevoli e soprattutto di poter ospitare anche, visto che un po' di emigrazione purtroppo negli anni passati c'è stata, di poter ospitare nelle case libere anche turisti e dare la possibilità a chi vuole vivere veramente il Parco dei Nebrodi di poter fruire di questo nostro servizio.